Dopo l'ultima tornata elettorale non prova nemmeno a negare la sconfitta la segretaria provinciale del PD Lorena Andreetta, che imputa parte dell'insoddisfacente risultato dei democratici alla giovane età di molti dei candidati. I risultati sono stati quelli che sono stati, un po' per le scelte, un po' perché è stata, come dire, è stata una tornata in cui il Partito Democratico e magari anche il centro-sinistra in generale non aveva le persone, no, pronte per. Abbiamo tanti giovani ma che per questa tornata elettorale non avevano ancora maturato l'esperienza sufficiente per poter affrontare con convinzione, con esperienza, con, come dire, convincendo gli elettori cittadini a votarli. L'immigrazione poi ha avuto un ruolo importante, sostiene Andreetta. I cittadini hanno scelto di premiare chi su questo tema prende posizioni senza soluzioni, ma il loro voto va sempre rispettato e dell'autocritica da parte nostra va fatta, visti anche gli altissimi livelli di astensione. Sono sconfortate in realtà, secondo me, proprio dalla politica intesa come mafia capitale, malaffare, quindi la mala politica. In realtà la politica deve essere dei cittadini e io, nonostante, come dire, il clima poco favorevole, lavoro per questo e lavorerò per questo. La disaffezione dei cittadini anche verso le nostre proposte è un dato di fatto, conclude, e l'hanno perso nel costruire un progetto per il Veneto dopo la sconfitta rovinosa del 2015 alle regionali, non ci ha aiutati. Per il Partito Democratico le percentuali così basse inducono una riflessione, a me per prima, anche se in ogni caso, ripeto, le scelte locali io le ho sempre rispettate anche quando non le ho condivise, però devo anche prendere atto di quello che è accaduto e ripartire comunque.